l'ultima scena la faccio per te. Per una vita dovrai ricordare l'attimo in cui hai perso me, l'indifferenza totale che tu, da gran signora, giocavi con me. Vedi che anch'io la so recitare, e caso strano fa male anche a me. Chissà perché. E mi vorrai come allora, perché uscendo dalla porta ho riso ancora, perché il cuore paga chi non soffre mai. E mi vorrai ancora, io lo stupido convinto che l'amore non è dire a quel telefono dai, suona se che sia lei, fa che sia lei. E poi c'è l'ultimo gesto di un clown che non vedrai che io tengo per me. Togliere questo sorriso e gridare che t'amo ancora ma non lo saprai mai. E mi vorrai come allora, perché uscendo dalla porta ho riso ancora, perché il cuore paga chi non soffre mai. Grazie. Ciao Franco. Io devo dire la mia proprio da botta calda, la devo dire a botta calda. Questa operazione che tu hai avuto l'idea di fare, perché tu hai portato in pubblico una tua idea di giustizia, se vogliamo anche, di giustizia. Io direi che quello che tu hai fatto significa ragazzi, stiamo un attimo calmi. Per ciò che succede oggi nel mondo della musica, nel mondo dei cantanti, ragazzi, stiamo molto calmi. Pensa, avrei voluto farla io questa cosa, vedendoti lavorare lì. Il segreto sta a chi ce l'ha prima l'idea. Tu ce l'hai avuta nel momento giusto, hai fatto un'operazione, ripeto, un capolavoro. E hai voluto dare un segnale di stiamo molto calmi a tutti gli altri, perché tu è vero, sì, hai fatto un lavoro di una bellezza incredibile, sei un artista straordinario, hai una voce bellissima. Che cacchio vuoi di più? Che gli vuoi dire? Ma che gli vuoi dire a Franco Fasano da oggi in poi? Che gli vuoi dire? Ma allora guarda, questo innanzitutto
devo dire che... È uno sfogo il mio. No, ma io ti ringrazio perché ho bisogno di gente che si sfoga per me. No, però devo dire che qui ho proprio avuto il piacere di raccontare senza fretta, senza tempi televisivi, radiofonici, pur essendo qui in una televisione, sono tante televisioni, certo. Però con la calma che merita secondo me un lavoro che non è discografico, cioè non è nato da una volontà di voler fare un'operazione discografica, ma è un'antologia sonora, una raccolta che generalmente oggi i dischi durano forse i singoli non più di 2 mesi, 3 mesi. Questo qui spero che possa durare per sempre. Tutta la vita, guarda, tutta la vita. Qui ci hai lavorato veramente tanto. Ma guarda, ma poi devi vedere, adesso questi spezzoni io li ho portati grazie anche poi a Salvatore Bileci, Maurizio Maggi, che mi hanno aiutato anche a fermare quello che è successo quella sera al Teatro San Babila. Però voglio dire, al Teatro San Babila è stato uno spettacolo che è durato 3 ore, ma non per doverci mettere dentro per forza tutto. Per esempio ci sono tantissime canzoni, è stato un momento dedicato ai bambini dove abbiamo cantato il Cattolicamello, Piccoli problemi di cuore, Goccia dopo goccia, canzoni che traspare questa serenità. Assolutamente. E traspare. Oggi nei camerini mi chiedeva Stefania, dice: ma quanto tempo avete provato? Ognuno ha provato a casa sua, poi erano tutti musicisti che hanno suonato nel disco, quindi ci siamo incontrati alle 2, sai come sono le regole del teatro, insomma, sei lì a fare 5-6 date, invece noi avevamo quel lunedì. Ma poi c'è il detto, no? Batti 4, i grandi musicisti vanno. Esatto. Beh, comunque sono tante le canzoni. Allora, l'ultimo gesto di un clown, musica Franco Fasano, ecco, parole la storia, ecco, le parole di questa canzone, sai di chi sono? Tu non lo sai? No. Le parole sono di Paolo Limiti di questa canzone. Oddio, davvero? Assolutamente. No. La musica tutto in famiglia. No, ma ti spiego, la musica però è uno stile che è diverso dal solito, perché Paolo è molto riconoscibile. Ma perché parte da una musica scritta insieme a Moreno Ferrara, che è un volto molto conosciuto ai più che guardano la musica italiana e non solo dal vivo, fa sempre tra i coristi più importanti, però è anche un grande musicista, e all'epoca mi fece ascoltare questa canzone e io trovai questa apertura nell'inciso e l'abbiamo mandata a Mina, perché lui andava a fare i cori da Mina in quel periodo, e gliel'abbiamo portata con un testo provvisorio in cosiddetto finto inglese. E Mina si innamorò di questa canzone, decise lei di chiamare Paolo Limiti, e io l'ho saputo passeggiando sulla spiaggia di Alassio, perché io sono di Alassio, Paolo viene spesso in vacanza lì, e mi ha detto: ma sai che lo fa? Ma io non sapevo niente, capito? Non avevo nessuna conferma, e me lo diede proprio Paolo Limiti qualche anno fa. Bello. Allora, fortissimissimo Franco Fasano con i grandi successi in questo doppio album. Che poi tra questi citiamo Io amo, citiamo Ti lascerò, citiamo altri nuovi, Dietro lo specchio, L'amore che mi devi, poi praticamente cantate tutte qua, e poi arriva voci. Da fratello a fratello. Ecco, sì, allora Da fratello a fratello è una canzone che ha una storia molto particolare. Pensa che quando io l'avevo fatta ascoltare ai miei discografici di allora non hanno voluto farlo, poi grazie a una persona che si chiama Nando Sepe, che è un manager che ha scoperto, ha scoperto tantissimi cantanti, è stato il manager, e decise di farla quasi di nascosto, perché lui si era innamorato della storia di questa canzone. E siccome quando lo incise era il 90, eravamo freschi del Sanremo vinto da Ox e Leali, per i quali io avevo scritto appunto Ti lascerò. E così proprio in fondo al disco, sempre con un grandissimo arrangiamento di Fio Zanotti, abbiamo registrato Da fratello fratello, che diventò un hit nelle radio allora libere, perché insomma c'erano, ma non era come adesso che ci sono i network, e diventò una canzone. Ma la più grande soddisfazione su quel pezzo fu quando in occasione del Giubileo 2000, nell'attesa che arrivasse a Tor Vergata Karol Wojtyla, il Papa, Paolo Giovanni II, i ragazzi spontaneamente, che arrivavano un po', sai, dalle associazioni, dagli oratori, così, con le chitarre, avevano cominciato a suonarla, si sono ritrovati, io non c'ero ma me l'hanno veramente confermato, quasi 1 milione di persone, ma senza microfoni, così, a cantare questa canzone. E qui il testo, a cappella. Ma poi il testo, guarda, io ti ho portato il testo, guarda, è un testo molto importante. Adesso io... Open? Sì, adesso Gianni è molto bravo a
non soltanto a cantare, ma anche a recitare i testi. Perché ho visto, Dai Gianni, Ti è racconta. piaciuto? adesso, come- sì, non so se riusciamo a vederlo, ma adesso Vediamo, vedrai che vediamo. Loading. dalla regia ci dovremmo andare. Questo qui è il ritornello, perché in questo periodo continua a essere di moda. Eccolo là. Adesso vediamo se riusciamo. Eccolo qua. Eccolo qua, da fratello a fratello, dal mio cuore al tuo cuore. Se la pelle è diversa non facciamo l'errore di parlare di razze, come con gli animali, di pensare sbagliando di non essere uguali. Bianco e nero è più bello, da fratello a Che fratello. bella, Bravo. bravo. E questo è Fabrizio Ma è Berlicioni. venuta così. Bianco e nero è più bello, non in senso juventino, Sì, cioè una cosa un po' sì, più larga. certo, perché- certo. e niente, c'è uno spezzone proprio del finale, perché durante i bis del concerto alla San Babila ho fatto un medley con Ti lascerò e abbiamo proprio chiuso con Da fratello a fratello. Lo vediamo? Se lo vediamo Dai, dura proprio un attimo, però si è creata un'energia e anche lì sul palco eravamo tutti. Da fratello a fratello. Grande! Bella, bella. Magico. Quei ragazzi, pensa che quei ragazzi lì sono i ragazzi del piccolo coro dei piccoli cantori di Milano che io ho conosciuto quando avevano 5-6 anni e facevo i cartoni animati con Cristina D'Avena. Ah, E bellissimo. siccome sono cresciuti, sono diventati i miei fans, li ho invitati a cantare e hanno imparato 5-6 pezzi, ma di una bravura, sempre a casa loro. Cioè, hanno provato dalle 2 del Gli ho pomeriggio. mandato, sì. Eravamo a casa loro. È stata veramente. Ormai si fa così con Skype. Allora, abbiamo- fortissimissimo Franco Fasano, adesso arriva Dietro lo specchio. Beh, guarda, dietro lo specchio è una Non si canzone. vede niente, non si vede però niente. c'è l'immagine Però- capovolta della vita Vedi? a volte. Ah, bella. E quindi L'immagine capovolta della vita. e io ho scelto questa canzone perché innanzitutto l'ha scelta Mario Natale che l'ha riarrangiata, così come questo splendido arrangiamento di Da fratello a fratello è stato realizzato da Salvatore Mufale, che con me spesso ha fatto molte tournée. Però tornando a Dietro lo specchio, ho scelto questa canzone per chiudere i concerti perché molto spesso durante i miei concerti, adesso al di là di quello mastodontico che ho vissuto al Teatro San Babila, a me piace raccontare quello che succede dietro le canzoni, perché non è vero che le canzoni sono sempre fatte a tavolino, sono sempre Assolutamente no. fatte su misura per un'operazione o per una cantante o per Sanremo. Molto spesso le Nascano. canzoni vengono poi prodotte Certo. e adattate ai cantanti. Certo. Questa canzone, per esempio, lo dico con grande piacere, la cantò e la scelse anche lei un po' controcorrente Marina Fiordaliso, che l'ha incisa in un album intorno al 1990. Io questa canzone ho fatto proprio un'eccezione a dargliela perché l'avrei voluta cantare io, ma forse allora ero ancora troppo inesperto anche per essere credibile su certe parole. In occasione dei miei 50 anni ho deciso che potevo riappropriarmene. Vai. Diciamo questa canzone sì, la uso perché lancia un po' i miei concerti, ma anche un po' il sunto di tutto quello che fino adesso sono stato, e siccome questo mio percorso in queste puntate qui a Mille Voci l'ho fatto proprio tutto e mi sono proprio divertito a rendermi conto, come diceva Gianni, di quanto sia stato fortissimissimo il lavoro di tutti i musicisti Certo, che hanno lavorato, gli sicuramente. arrangiatori. Certo. Per cui io ringrazio tutti, ringrazio